Buone notizie per i residenti del quartiere di Fontanelle ad Agrigento, a comunicarlo è l'assessore ai quartieri Marco Vullo. A seguito dell'approvazione della delibera di giunta su un preciso atto di indirizzo, saranno offerti gratuitamente dei locali comunali al comitato di quartiere di Fontanelle insieme per dare via al progetto Micropolis e il cosiddetto welfare di continuità. Continua l'impegno per rafforzare e potenziare la rete sociale dei servizi nel territorio agrigentino. Il progetto Micropolis rappresenta ed è lo spaccato di una crescita costante e di implementazione dei servizi nei quartieri cittadini, grazie a un lavoro costante e sinergico tra il comune e il mondo sociale. Comitato, parrocchie, scuole e altri partner saranno protagonisti di questo progetto finanziato con i fondi ministeriali che riguarda un nuovo modello di welfare di comunità per la prima infanzia che appartiene al comune solidale. Saranno attivate 3 linee di intervento, uno spazio educativo per minori, uno sportello psicopedagogico e uno sportello di aiuto sociale. Da parte sua il Comune si è fatto carico di mettere a disposizione dei locali a titolo gratuito che serviranno ad espletare il progetto. Per quanto mi corre l'obbligo, afferma l'assessore Vullo, si ringrazia il comitato di Fontanelle insieme che lavora costantemente ed è un punto di riferimento ineludibile per tutto il quartiere agrigentino e porta costantemente risultati per la crescita del territorio. L'assessorato ai servizi sociali, ai quartieri, il mondo dell'associazionismo, della scuola, del terzo settore, dei comitati in questi 2 anni e mezzo dal mio insediamento, afferma Vullo, hanno collaborato in piena condivisione e hanno tracciato un percorso netto di opportunità concrete per i cittadini che si sono riversate in progetti di crescita, integrazione, welfare, disagio economico e sociale che hanno visto i quartieri protagonisti di un cambiamento nell'approccio e nell'intervento attraverso una rete di protezione sociale che oggi finalmente ha una consistenza e una robustezza che copre del gap del passato nei confronti dei fragili che sono centrali in un processo di circolarità e feedback positivo.